possiamo offrire alla comunità italiana in Germania? In quale modo possiamo aiutarla? Sì, soprattutto secondo me, prima cosa, personale nel campo scolastico, ma anche personale nei consolati, che tra l'altro già in questi anni è aumentando il personale e anche c'è più gente che può essere veramente d'aiuto. E secondo me sarebbe importante proprio riformare anche i servizi consolari, non riformarli, migliorarli, in senso che per esempio pensando agli anziani un centralino telefonico, è bello tutta la storia dell'online, la storia di fare gli appuntamenti sulla piattaforma online, però purtroppo ci sono ancora delle fasce di italiani all'estero che non riescono a farlo e hanno proprio bisogno del contatto diretto, almeno per telefono, per fissare per esempio un appuntamento. E quali sono le istanze che porterà in Parlamento? E io porterò le best practice dalla Germania, questo ovviamente prima cosa è di quello che ho detto, cioè queste idee per migliorare la situazione degli italiani all'estero. Però in secondo luogo ovviamente anche le idee maturate in Germania, diciamo le pratiche vissute in Germania all'estero che vedo che funzionano. Per esempio l'alternanza scuola-lavoro per me è una grande ricchezza, ovviamente applicata in maniera diciamo col contesto giusto per assicurare che i ragazzi lavorino per bene e non ci sia per esempio non ci siano casi di sfruttamento. Questo. E un altro punto che è molto importante per me è anche non so ovviamente se sarà possibile, però il fatto dello Ius Soli, perché è una cosa che ho vissuto sulla mia pelle e secondo me sia giusto essere veramente italiani nello stato in cui si vive, dove si è nati. Esatto. Ha parlato dell'importanza dei corsi, Sì. quanto è È importante. importantissimo perché sennò io non sarei qui a parlare in italiano perché io ho frequentato questo corso sin dall'infanzia e anzi ho fatto anche 2 anni in più perché mi piaceva l'insegnante e mi piacevano i miei compagni italiani, era comunque l'unico punto di incontro con la comunità italiana per me in quei giorni e comunque questo corso mi ha aperto il mondo diciamo all'italianità e mi ha fatto anche capire di voler continuare su questa strada. Per questo ho iniziato a studiare italianistica poi all'università e oggi sono dove sono. Onorevole Angela Schirò, lei ha una tripla identità però, in Esatto, realtà, non solo italiana, non solo esatto. tedesca, ma anche. E sono anche, diciamo, italo-albanese, sono Arbresh, mio padre è di Piana degli Albanesi e io fino all'età di 3 anni mio padre mi parlava appunto in questa lingua, però purtroppo poi non ho più continuato per vari motivi, soprattutto per l'apprendimento del tedesco che allora ovviamente era una priorità, però porto dentro me questo, no, non voglio chiamare, però sì, questo orgoglio delle mie radici che comunque una identità di immigrazione che è dentro di me e che porterò ancora avanti e secondo me questa comunità è anche un esempio di integrazione e convivenza però allo stesso tempo di poter mantenere le proprie tradizioni e la propria cultura. Grazie mille. Grazie a lei.